Heather McPallister. Per ripartire in modo serio e virtuoso nella ricerca di una non facile verità, bisognerebbe mettere di nuovo al centro questa donna garbata, sulla quale si è detto tutto e il contrario di tutto. Osservare un onorevole silenzio e ridarle il rispetto e la dignità che merita, sottrattale a nostro avviso da persone senza scrupoli, che non hanno esitato a scaricarla come un giocattolo rotto in un gelido prato di Trieste. È in corso una vera e propria contesa tra coloro che aspirano ad essere le persone più care a Lilli, mentre Liliana è finita sullo sfondo, diventando una sorta di subalterno spin-off, tra versioni posticce, assunti indimostrati, mezze verità e addirittura premonizioni. Credo proprio che sia arrivato il momento di seguire le parole dell'avvocato Gentile, un silenzio rispettoso che dovrebbe valere per tutti. Queste le parole di Gabriella Micheli, amica e vicina di casa di Lilli.